Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio spiegare anche alcune cose che influenzeranno in un certo senso in modo negativo purtroppo questo periodo di reclusione che gli abitanti dello Stivale stanno subendo. Però prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi nel canale di Ildegare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi di Facebook e nel canale di Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 Ildegare e Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico, naturalmente gratuito. Eventualmente, anche se vi scappa un super like, è sempre ben accetto ed è incoraggiante. Bene cari amici, adesso noi stiamo passando un periodo molto impegnativo, una cosa nuova che in Italia non è mai successo negli ultimi 60 anni. Solamente in tempo di periodo di guerra c'è stato, come si suol dire, una situazione sicuramente del genere, e magari non peggiore così, perché non c'erano così tanti cittadini italiani nello Stato, no? E quindi è una cosa nuova che molti non sanno come affrontare. Chiaramente i primi giorni che la gente è stata a casa l'ha vissuta come una novità ed era anche sicuramente una cosa molto piacevole, no? Però adesso chiaramente si sta vedendo all'orizzonte problematiche che prima non si conoscevano. Chiaramente in casa stanno nascendo degli attriti che prima non esistevano, perché uno era a destra e l'altro a sinistra a lavorare, e anche questo virus, questa patologia che sta girando, che sia vera o no, sta facendo la sua mattanza e sta chiedendo il suo tributo. Quindi siamo un po' fra l'incudine e il martello, e chiaramente voi vedete che in questo momento, come in ogni momento di guerra o di periodi tristi, c'è chi guadagna e chi non guadagna. In questo momento sta guadagnando tantissimo il settore dei negozi alimentari, e questo è bellissimo. Purtroppo, finita questa crisi, ci saranno molti altri negozi che subiranno degli arresti, soprattutto gli artigiani, perché non possono fatturare, e le ditte piccole che non hanno purtroppo potuto lavorare in questo periodo. Però ci sarà anche un'altra, come si suol dire, società, cioè un'altra categoria di persone che potranno avere successo e che saranno purtroppo, non purtroppo nel senso negativo, ma sarà un dato di fatto, che saranno gli avvocati divorzisti e anche quelli penalisti, per il semplice fatto che molte persone in questo periodo, magari uscendo, sono state denunciate per via che non hanno rispettato i termini di legge. E purtroppo anche gli avvocati divorzisti ne usufruiranno, perché chiaramente le persone, stando a stretto contatto in casa, purtroppo a un certo punto verranno alla galla certe cose che prima non si vedevano, no? E certe frizioni sono destinate a crearsi. Quindi il vostro Marietto vi consiglia di scaricare e di vedere anche le pillole su magari come cercare a livello anche radionico di difendere la propria famiglia, il proprio nucleo, la propria compagna o proprio compagno da qualsiasi tipo di attacco vibrazionale. Ed eventualmente vi consiglio anche di farvi fare, o da Ildegare o il vostro Marietto, un sigillo di contenimento di queste energie negative. Eventualmente il vostro Marietto, avete visto che ultimamente fa anche dei talismani e amuleti con il disegno su metallo dell'albero della vita, dove inserisco delle forze planetarie che non hanno nulla a che vedere con i sigilli planetari salomonici, chiaramente, ma hanno anche loro qualcosina da dire e sono potenti, e in più hanno anche forze radioniche all'interno. Certamente è tutto un lavoro segreto che non posso divulgare. Bene cari amici, detto questo, ormai sappiamo che la cosa va così, e sicuramente non migliorerà fino al 2026. 2026-2029 ci saranno delle montagne russe in cui si va in alto, ma ci saranno molti bassi. Sono sicuro che il nostro governo italiano farà di tutto per cercare di ammortizzare queste situazioni. Sono sicuro che voi seguirete anche i video di Ildegare Marietto Veneziano, dove daremo delle pillole di aiuto per molte persone. E detto questo, il vostro Marietto vi saluta, vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in quello di Telegram, dove alle 20:30 teniamo un percorso esoterico. Grazie cari amici, e vi saluto, ciao, alla prossima.